Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo sul fronte Romea davanti al monumento allo Spinone. Se passate appunto per nei pressi tra Rosolina e Portoviro c'è questo monumento al cane autoctono per eccellenza del nostro Polesine, che è appunto lo Spinone. Cos'ha di caratteristiche e di peculiarità questo monumento? Che è fatto con tutti i residuati bellici della guerra 15-18, è fatto per l'idea di un artista del nostro territorio che è il dottor Zangirolami Carluccio, tra l'altro dottore di condotta di Portoviro, ma che ha questa passione straordinaria. Adesso guardiamo questa opera nei dettagli, veramente importante, anche tra l'altro molto molto originale, ma entriamo poi nel comune di Portoviro. Troveremo anche il vice sindaco Doriano Mancini sempre disponibile e ci farà vedere un'altra opera che sempre in questo sistema, sempre con residuati bellici della guerra 15-18, ha fatto un'altra opera dedicata al nostro delta. Andiamo. Siamo qua con il vice sindaco di Portoviro, che sicuramente è orgoglioso del suo concittadino. Ci vuol parlare di queste opere e da dove nasce questa idea? Intanto buongiorno a tutti. Noi abbiamo l'onore di avere molti artisti sul territorio, abbiamo artisti che si dilettano nella pittura, ma anche in altre forme, e questa è una forma di rappresentare il delta fatta dal dottor Zangirolami Carluccio, che veramente è di pregio perché è fatta in un certo modo. Sono dei pezzi saldati e raccolti, mi dico, anche sul Monte Grappa o giù di lì dove c'è stata la guerra, quindi le bombe hanno lasciato delle scorie, hanno lasciato dei pezzi e lui li ha assemblati, ha fatto quest'opera molto molto pregevole che rappresenta il delta, e abbiamo qui in comune, se hai visto Leandro. Sì, compresa anche naturalmente quell'opera bellissima allo Spinone che è sulla strada statale Romea. Esatto, l'opera dello Spinone che potete vedere quando passate dalla Romea è un'opera unica, io penso che sia la più bella opera che rappresenta lo Spinone in Italia addirittura. Lo Spinone è un cane tipico del delta del Po, un cane da caccia, ed è ben rappresentato e lo possiamo vedere proprio nella sua bellezza, molto rinomato e molto visitato, quindi tutte queste cose qua arricchiscono grazie all'opera appunto dei nostri artisti. Il dottore è uno di questi. Perfetto, naturalmente complimenti al dottor Zangirolami e naturalmente complimenti anche a Portoviro, città di artisti. Grazie.